maniera. Perché quella lì... Allora, teniamo, io direi... Non è una statistica, è un dato di fatto. Allora, anch'io ho molte domande da fare. E chiedo ai relatori eventualmente di fermarsi, di non andare via, gentilmente. E ringrazio sia il dottor Tominis che il dottor Patussi per le relazioni e introduco la prossima relazione. Teniamo in caldo questa domanda, ci diamo risposta dopo. Per cui introduco il professor Fabio Barbone, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche all'Università di Udine, che ci dirà quelli che sono stati i risultati dello studio regionale fatto dall'Osservatorio Ambiente e Salute Friuli Venezia Giulia. Buonasera, Fabio Barbone, io lavoro all'Università di Udine dal 92 e ho una job sharing, ho cominciato a lavorare anche all'Università di Trieste da un anno e mezzo. Io sono triestino, residente a Trieste con due dei miei 3 figli nati tra nel 91 era nato fuori di Trieste, nel 93 è nata a Trieste, una figlia del 95 è nata a Trieste. Sono nato e cresciuto in questa città. Quando io ho preso servizio in Italia, dopo un dottorato negli Stati Uniti, ho trovato lavoro dove ho trovato lavoro, prima al Croderiano e poi all'Università di Udine, e avevo completato un dottorato in epidemiologia occupazionale. Nel mio lavoro di dottorato avevo scoperto che sostanzialmente l'epicloridrina, che serve per una molecola che serve per fare le retine possiliche, causa il cancro del polmone e causa neoplasie del sistema nervoso centrale. Quando sono tornato qui, dopo 6 anni in Italia, allora, mi sono, diciamo, da cittadino reso conto che c'era evidentemente un problema ambientale. Ero un epidemiologo, mi ero occupato di cancro del polmone e ho detto ma magari si riesce a condurre uno studio epidemiologico importante, serio, sul cancro del polmone e l'inquinamento dell'aria. Questo vi parlo più del passato. Il futuro poi abbiamo deciso di presentare i risultati del lavoro assieme al dottor Serraino, ma io credo che bisogna contestualizzare quello che stiamo facendo in questi anni. In parte, come avete visto, ci siamo già, ovviamente abbiamo lavorato anche con i colleghi dell'azienda, però a me sembra che ci fosse evidentemente un'urgenza ambientale all'inizio degli anni 90 a Trieste. Mi sembrava che avevo il know-how per farlo e ho avuto fortuna perché qualche anno prima era stato condotto uno studio disegnato, era stato appena raccolti dei dati dall'anatomia patologica allora all'Università di Trieste, riferimento in primo luogo al professor Stanta, e poi avevo conosciuto il professor Bovenzi, che poi è diventato ordinario di medicina del lavoro a Trieste, che aveva appena completato uno studio sul caso controllo, sul cancro del polmone e esposizioni lavorative a Trieste, e era stato evidenziato che tra i cittadini di Trieste in quel tempo il 20% dei casi di cancro del polmone, nei maschi sto parlando, era attribuibile all'esposizione ad amianto ed una proporzione ancora più ampia anche ad altri cancerogeni lavorativi. Io sono arrivato a Trieste
visto questo lavoro importante che era stato già fatto, pubblicato da Medicina del Lavoro, insieme ci siamo messi a lavorare e ho detto ma vediamo se ci sono degli effetti ambientali nelle persone che non lavorano, non hanno lavorato in precedenza in un'attività lavorativa con esposizione lavorativa cancerogena. E allora abbiamo insieme disegnato uno studio, questo è uno studio di popolazione che includeva 755 casi di cancro del polmone e 755 controlli che rappresentativi della provincia di Trieste. Erano casi rilevati negli anni 80 e quello è stato la base, diciamo, il primo studio europeo, voi non lo sapete probabilmente, i cittadini, il primo studio europeo sul cancro del polmone, caso controllo in Europa, è stato fatto a Trieste ed è stato pubblicato nel 1995, questo per chiarirci. Sono stato fatto questo studio, il passato, nel presente, come avete visto, abbiamo condiviso con l'azienda 1 degli studi sugli effetti a breve termine, di rilevanza locale e di rilevanza nazionale. Dopodiché, circa nel 2007 la Regione ha evidenziato che le problematiche ambientali erano rilevanti e assieme alle istituzioni, l'Università di Udine, il Cro di Aviano, l'ARPA, l'Agenzia regionale della sanità, allora poi diventata la Direzione centrale della sanità, hanno disegnato attraverso questa legge l'istituzione di un osservatorio epidemiologico ambientale. Ricordo che allora il programma, questo stiamo parlando del 2007, includeva sostanzialmente i primi punti, questi, vediamo se funziona, i primi punti. Il primo era un punto metodologico, per poter fare degli studi bisogna avere dei dati i più validi possibili. La prima cosa da fare, che non c'era in regione quella volta, era quello che noi chiamiamo la georeferenziazione della popolazione su un ambito territoriale. Io ho sempre ritenuto, e avevo fatto a mano per quello studio di cui andrò nel dettaglio poi a parlare del 95, a mano l'avevo fatto georeferenziando le residenze dei soggetti e ovviamente noi dovevamo usare una scala regionale, 1.200.000 persone da georeferenziare per quel che riguarda la loro residenza, non solo attuale, a un certo tempo T0, ma anche in tutti gli anni precedenti. È stato fatto un enorme lavoro da parte nel nostro gruppo di lavoro da parte della regione, utilizzando le strutture di INSIRE, eccetera, per cui abbiamo georeferenziato e storicizzato, cioè per tutte le residenze tenute da un cittadino del Friuli Venezia Giulia, messe su una mappa, e questi dati rappresentano, assieme anche alle localizzazioni, alle residenze dei casi, dei soggetti che nel frattempo sviluppano delle patologie, sono sostanzialmente mappate o mappabili. Questo è stato il primo lavoro. Dopodiché c'era una serie di urgenze che in quel momento la Regione aveva definito. Delle urgenze e anche delle